Buonasera a tutti, benvenuti all'ultimo appuntamento del ciclo di incontri, di conferenze intitolato Sotto il segno di Palladio. Questo ciclo di incontri, organizzato in collaborazione con la Biblioteca Civica, e che, diciamo ha accompagnato la mostra Palladio Bassano il Ponte, che, tra l'altro ho il piacere di annunciarvi è stata prorogata e quindi sarà visitabile fino al 25 di ottobre. Abbiamo, percorso così in lungo e in largo temi tangenti che, appunto, sono stati trattati avendo come nume tutelare Palladio e concludiamo oggi con l'intervento di Fernando Riconforte che naturalmente è uno degli studiosi più autorevoli del grande architetto. Qualche parola sul, nostro relatore, anche se sono convinta che molti di voi lo conoscete più che bene, ma è corretto in ogni caso spendere qualche parola. Naturalmente dopo essersi laureato e perfezionato a Padova con grandi nomi, quali quelli del professor Bettini, di Puppia, di Pallucchini, ha, lavorato a lungo e svolto attività presso il CISA, che è il Centro Internazionale di Studi di Architettura, Andrea Palladio di Vicenza. Tra l'altro ha anche collaborato alla grande mostra che negli anni '70 proprio si è tenuta alla Basilica Palladiana sul grande architetto. Dal 1976 al 1983, sapete che ha diretto anche i musei Biblioteca Archivio di Bassano, è stato uno dei nostri direttori, dei direttori del nostro istituto. Ha naturalmente pubblicato innumerevoli, contributi, di grandissima importanza, ha curato moltissime mostre, ne cito solo qualcuna, tra cui i ponti di Palladio, appunto i disegni di Canova proprio per il nostro museo e, sempre per quanto riguarda la sua attività, nell'ambito canoviano, è stato tra i promotori, assieme a Massimiliano Pavan, della fondazione a Roma del Comitato Nazionale per l'Edizione e gli Scritti di Antonio Canova. È stato inoltre direttore dei Musei Civici di Vicenza, ha curato, per, diciamo molti progetti, tra cui anche il riallestimento di Palazzo Chiericati. È olimpico, accademico olimpico dal 1978 e tuttora membro del consiglio scientifico del CISA. Non sto a menzionare le numerosissime pubblicazioni, rilevo soltanto che il professor Rigon è uno dei più autorevoli studiosi di iconografia. Questa sera chiuderà questo ciclo di conferenze con, una lezione su Palladio e in particolare, protagonista del suo intervento è quello che è appunto un libro capitale che Palladio ci ha lasciato, che sono i 4 libri dell'architettura. Io a questo punto non rubo altro tempo e vi auguro una buona conferenza. Buonasera. Grazie direttrice. Si sente? Grazie direttrice, buonasera a tutti e cominciamo avendo negli occhi questa frase che ho posta ad occhiello di questa conversazione. Per dimostrare questo bizzarro tema che mi ha impegnato un mese nelle ricerche per selezionare quanto vedremo e quanto sentiremo, prendiamo appunto come binario di conduzione il più celebre trattato di architettura, il più venduto, il più letto che esista al mondo, e sono i 4 libri di architettura di Andrea Palladio, per trovare immediatamente una sorpresa. Pubblicato nel 1570 per i tipi di Domenico De Franceschi a Venezia, egli ha sull'apice una epigrafe che già da sola basterebbe per dire che il titolo che ho scelto fa diventare scontato il titolo che ho scelto, ed è Regina Virtus. Parlare di regina in una repubblica, per quanto aristocratica, come quella di Venezia, era un assoluto rischio, a meno che non la si buttasse nella metafora. Chi è questa regina? È la Virtus,
che correttamente, epigraficamente, Palladio, dimostrando una grande dimestichezza, scrive virtus, come sempre nel suo libro la U e la V come caratteri si equivalgono, com'era in realtà il mondo antico, come vi farò vedere nel mondo romano, che si dovrebbe leggere la lingua dell'urbe secondo quel convegno che si chiama la Restituta, tenuto in Germania negli anni 30, che sconvolgeva quello che veniva chiamata la pronuncia ecclesiastica. Per i romani la virtus è la regina degli comportamenti, perché è il valore, l'amor patrio, con l'aggiunta della pietas, che è la devozione degli dei e la cognizione che gli dei sono sempre presenti nella vita degli uomini e come tali vanno ingraziati e propiziati. Per andare più a fondo nell'argomento, nella vastità dei 4 libri di architettura, che sono una serie di pagine molto fitte, possiamo scegliere il terzo libro. Perché? Perché proprio in ossequio alla tematica di questo ciclo di conferenze, questo mese di settembre abbiamo parlato soprattutto di ponti. E difatti il terzo libro si occupa di vie, di ponti, di piazze, di basiliche e degli xisti, che sono in realtà le palestre e i luoghi dei giochi. Allora, quale sia il valore dei 4 libri lo ha in poche parole ma efficacemente dimostrato Damiana Paternò l'ultima volta, che è un portale d'accesso all'opera architettonica editoriale palladiana un po' singolare, perché ci aiuta sì a entrare nella cultura globale della epoca dell'architetto, ma è un viatico a una dimensione sociale, economica, scientifica e pratica e poetica di un'architettura veramente classica, che però viene lanciata nello spazio e nel tempo con la S e la T maiuscola, polverizzando il passato attraverso delle tavole xilografiche, cioè incise su legno, molto efficaci, che però trasportano ciò che in realtà non è trasportabile se non a livello di norma. Per cui la regina virtus, che è la virtù anche dell'architetto di saper comunicare e di saper democraticamente insegnare, porterà sicuramente alla fama. E difatti la regina virtus, che sta all'apice, il frontespizio si ripete identico in tutti e 4 i libri, questo è il terzo, primo, secondo, terzo e quarto sono identici. Vedete che ci sono le fame con le ali che volano, che però aiutano anche ad annunciare il loro arrivo con il suono della tromba. Oltretutto queste fotografie, queste immagini sono state tratte da un esemplare rarissimo del Cisa, in cui vedete questo è stato posseduto da un certo Mario Farnese, che anche lui per adeguarsi si è inserito nel cornicione, nel fregio di questa struttura architettonica, tramutando il suo nome in latino. Quindi per dimostrare che se io parlo l'architettura dei Romani, in realtà parlo latino. Quali erano i tecnici di architettura prima di Palladio che giocoforza scrivevano, studiavano, indagavano in lingua latina? Partendo dai più antichi sono Vitruvio, Leon Battista Alberti e Fra Giocondo Veronese. Ma il pilastro di tutto è il quattrocentesco Leon Battista Alberti, il quale nel suo De Re Edificatoria, vediamo qua degli splendidi manoscritti di ambiente estense e le prime pubblicazioni a stampa, 1450 circa la stesura del testo manoscritto, l'edizio princeps del 1485 e poi la prima edizione in volgare del 1550. È molto probabile che Palladio del 1508 si sia formata nell'edizio principes del 1485 che vedete qua. Quindi una formazione
che gli imponeva di avere dimestichezza con la lingua latina. E in questo trattato Leon Battista Alberti fa più momento sulla ricostruzione a memoria, cioè anche grafica, come lo vedremo, del ponte di Cesare sul Reno, di quello che noi chiamiamo Cesar e che loro dicevano Caesar, perché pronunciavano in questo modo. E quindi questo discorso si impernia sul fatto che Cesare aveva valicato il Reno all'altezza di Basilea facendo sprofondare dei pali molto robusti che erano chiamati sublice, che voleva dire, come dicono loro, che sono dei pali fatti in modo da soggiacere in posizione obliqua dentro all'acqua. Prima di lui, e lui ragionava, c'era però il maestro di tutti, Vitruvio, il grandissimo teorico augusteo, il quale proprio sulla fine del primo secolo avanti Cristo aveva scritto i suoi 10 libri di architettura, dove con sorpresa, dopo la prima conferenza, ho fatto questa domanda che è risultata trabocchetto, che sembrava la più ovvia, dove con sorpresa, poi ho interpellato il più grande archeologo trattatista Pierre Gros, Vitruvio praticamente non parla dei ponti, e che ci ha lasciati tutti di sasso perché nessuno aveva fatto momento. Quindi la teoria sulla quale Palladio si abbevera è quella di Leon Battista Alberti, il quale dice: in fondo i ponti non sono che una variazione di intensità e di percorso delle vie, ed è vero, perché se non ci sono le strade non ha senso quasi mai fare i ponti, no? E questo è ancora più strano, perché nell'introduzione e nella dedica a Ottaviano Augusto, Vitruvio dice: ti dedico il libro in memoria di quel grande mio maestro e capo che è stato Giulio Cesare, di cui sono stato legionario in Gallia. Allora, proprio lui che ce l'aveva avuto sotto gli occhi, quello che è stato considerato praticamente il prodigio, il prototipo di tutti i ponti che sarebbero esistiti, è proprio quello che non ne parla. Questo aumenta diciamo così, l'importanza della rivisitazione nei 4 libri di Palladio di questi ponti. Quali lui dice: i ponti sono di 2 tipi, sono in legno e in pietra. Quelli di legno sono più facili, però son spariti tutti e sono precari. Quelli in pietra invece, vedremo, possono durare. Questi devono avere, a un certo momento, vedete a metà del nostro stelloncino, moltissime qualità. Devono essere comodi, belli e durabili nel tempo, e sono le 3 caratteristiche indispensabili per ogni buona architettura, fissate da Vitruvio e riprese da Leon Battista Alberti. La firmitas, che vuol dire belli solidi, l'utilitas, e quello è facile, un ponte si fa perché serve, insomma, per transitare, e la venustas, cioè la qualità estetica particolarmente pregevole per lo studio. Comodi, belli e durabili nel tempo. E qui allora entriamo nel capitolo che Palladio scrive sui ponti di legno e di tutte le avvertenze che sono necessarie per costruirle bene e fare in modo che durino il più possibile. Ad un certo punto, in 2 pagine affrontate che voi vedete alla vostra destra, che io ho circondato, finisce un capitolo, poi ne comincia un altro, ma troviamo una sorpresa, perché Palladio praticamente sembra copiare il testo di Leon Battista Alberti, dicendo: i ponti fatti di legno passano sulle strade come c'è quello di Cesare sopra il Reno, però a un certo momento dice: il più antico ponte in legno di cui si abbia notizia è stato fabbricato a Roma ed è il ponte sacro, che fu costruito niente meno da Ercole.
Ercole, sapete che anche nelle ville venete, dovunque, per tutto fino all'800, è il semidio che diventa Dio grazie alla sua Virtus, la regina Virtus, che lui esercita in sommo grado, che è un misto di forza, intelligenza, furbizia, ma anche pietas. Lui nelle sue fatiche aveva ammazzato il re Gerione e gli aveva portato via le vacche e gli armenti. Ha giunto sul Tevere, ha dovuto per andare al di là, cioè salire in Toscana, perché Gerione era un re probabilmente delle Esperidi che avete visto non sono più messi in Spagna, ma finalmente l'abbiamo capito erano in Sicilia, e quindi doveva fabbricare un ponte. Ma un ponte bisogna stare attenti, perché ogni ponte sarà sempre sacro, ma sacro non tanto perché l'abbia fatto il primo un dio, ma è sacro in quanto ponte. E affronteremo e approfondiremo il termine di sacro, al quale l'antichità romana dava un'importanza primaria e somma, perché la pietas ti porta a coltivare e apprezzare la dimensione divina attraverso i sacrifici che rendono sacro una particolare azione degli uomini. Dopodiché, questo accade nella nebbia del mito, a un certo momento uno dei re di Roma, dei primi re di Roma, trasforma il ponte sacro, che viene chiamato il ponte Sublicio, una parola che abbiamo appena imparato, perché, come dice Leon Battista Alberti, questi pali di sostentamento delle strutture erano chiamati, e vediamo la seconda pagina, erano chiamati sublices. Già vedete la correttezza di Palladio latinista, che non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando e cercando di quando Palladio parla latino. Lo cita in latino sublices, dicendo che in lingua volsca, i volsci sono quelli che si trovano, la popolazione che si trovava tra il Lazio e la Campania, che in lingua volsca questi pali sono chiamati sublices. E quel ponte Sublicio è quello, a sorpresa, ricorda Palladio, anche per rendere più piacevole il suo libro, siccome lui non sapeva che sarebbe stato così tanto letto, però noi capiamo che è letto anche per queste perle che ci dà di racconto, dice, perché lui leggeva benissimo e correntemente tutti i grandi autori tipo Varrone, tipo Tito Livio soprattutto, ma lo vedremo tra breve, quello che fu difeso da Orazio Cocle. Non dice Orazio Coclite o Coclide come facciamo noi, lo dice proprio in latino, Horatius Cocle. Cocle, tra l'altro, Plinio ci dice che aveva un occhio solo, cocle, oculus, cocle, perché aveva perso un occhio. Allora, facciamo un passetto avanti. Questo Orazio Cocle era uno dei due massimi eroi della Roma repubblicana. Lui e Marco Curzio, che si getta in una voragine aperta nel foro. Era l'eroe che, quando gli Etruschi tentarono di penetrare a Roma per l'unico accesso, che era proprio il ponte Sublicio, perché c'erano delle mura che li difendevano, lui da solo difese il ponte, diede contro il re del momento etrusco, che era Porsenna, che era il lucumone di Clausum, cioè di Chiusi, città che conosciamo tutti. Ed ecco che io ho cercato, per darvi una suggestione e alleggerire la pesantezza del discorso, di farvi vedere ciò che di più antico abbiamo. Abbiamo un Ercole, immaginiamocelo, con la scritta in lingua volsca, una rarità stupenda che abbiamo visto alla mostra Tota Italia, che è appena chiuso alle scuderie del Quirinale. Un altro Ercole, vedete che ha la clava e la leontea, poi dei buoi, questa coppa strepitosa, e questo affresco da Pestum in cui c'è uno che tira un bue, una vacca per sacrificarlo, e una sacerdotessa con dei bani. Perché? Perché Ercole, nel momento in cui fa passare i buoi dal re Gerione, in realtà è convinto e sicuro di fare qualcosa di sacro, perché un ponte è un'architettura al limite del pensabile. Prima di tutto perché valica un solco, e il solco è sempre metafora di ciò che divide
l'uomo dalla divinità. Poi un'architettura è una sfida alla natura, perché supera proprio gli accidenti della natura, le forre, i burroni, i fiumi, e quindi è una sfida che va espiata. Per cui per costruire e per passare un ponte bisogna sempre compiere dei sacrifici, e a preporli ci sono i sacerdoti. Per cui sapete, bisogna che capiamo il termine sacro, che è estremamente ambivalente. Fin dalla preistoria può essere un segno di separazione. Gli dei stanno di là, c'è il tabù, non si possono né nominare né attraversare i loro luoghi, bisogna rispettare i loro templi, ma poi con l'evoluzione della civiltà greca attraverso il mito e romana attraverso la storia, gli dei si possono ingraziare e gli dei danno dei segnali quando vengono sacrificate le vittime. Adesso li vediamo. Ecco, questa struttura ambivalente che pretende il sacrificio, che cosa vuol dire sacrificio? Lo usiamo sempre. Sacrificio è una rinuncia, è un'autoprivazione. Ho fatto un sacrificio, non intendendo che vado adesso mi sono sacrificato. Vuol dire togliere a se stessi o quanto ti sembra arbitrariamente di aver tolto alla divinità per restituirgliela. Difatti si dice che gli dei si nutrono dei fumi che vanno al di sopra dell'ara dalle vittime. E qui ancora, per darvi una suggestione, vi mostro delle immagini perché c'è una serie di potenze che tiene in mano la potestas del sacrificio è sempre il re. Vi mostro uno dei più famosi e più rari re che sono esistiti nel VI secolo, che è Nevio Pupuledio, il famoso guerriero di Capestrano, col suo grande cappello che sta al posto della corona. Avete visto e notato che la regina Virtus ha la corona in testa? Ecco. E di qua ho messo una sacerdotessa, perché dopo della Rex c'era il Flamen di Alice, cioè il Flamine del dio per assoluto Giove, che era una specie di simulacro vivente. Il Flamen di Alice è appunto colui che propiziava e dava sicurezza, perché quello che è stato trascurato nella pur bellissima conferenza di Paolo Vidali è stato questo, che sempre, e ricordatevelo per tutta la conferenza, il ponte è un rischio, perché è sospeso, è sul vuoto. Quindi stimola in te quel senso di vertigine che è considerato in psicologia il fascino dell'abisso. Difatti i suicidi avvengono quasi sempre nell'epoca antica buttandosi giù da un ponte, e questo è proprio un risucchio di una forma quasi di rimorso per qualcosa che hai fatto che è al limite del possibile, è al limite del lecito. Ecco, allora questa che è la flaminica conduce, per esempio tenendo in mano la foglia o un aspersorio, questi sono autentici, trovati, e li consegna a colui che presiede all'ordinamento del ponte, che si chiama Pontifex. Varrone, che ha scritto questo trattato della lingua latina, dice Pontifex è colui che fa i ponti. Plutarco, un secolo dopo, lo deride e gli dice: non è niente vero, casomai è il ponte che prende il nome dal Pontifex, perché il Pontifex è colui che piuttosto apre le vie, apre le dimensioni. Guardate che il dibattito è ancora aperto, io me lo sono un po' passato tutto leggendomi tutto il possibile e non sono giunto in realtà a una collocazione. So solo che il Pontifex c'era, era come un funzionario, un addetto con dimensione sacra per fornire le vittime alla Rex e al Flaminen, il quale Flamen, se voi leggete, era un essere quasi impossibile. Perché? Perché non doveva lavorare, non doveva mai nominare i cani, non doveva nemmeno vedere chi lavora, per cui quando arrivava c'era una pattuglia che faceva cessare tutti di lavorare e così aumentava il reddito di cittadinanza, perché nessuno lavorava e avanti di questo passo. Insomma, il fatto sta che il Pontifex è, ve l'ho segnato in giallo apposta, è una figura chiave. Questa splendida statuetta
vedete, che ho trovato della Flaminica, che probabilmente in mano o aveva l'aspersorio o aveva una coppa delle offerte. Quindi Palladio, per citare questo Orazio Cocle nel Ponte Sublicio, dove, scusate, torniamo indietro, è memoria raccontata da Livio, si sacrificava fino al III secolo, alla metà di maggio, una festa stranissima, si chiamava la festa degli Argei, che erano i compagni di Ercole, prendevano dei pupazzi fatti di e li buttavano giù, era la Flaminica, perché potessero, nuotando attraverso il Tevere, tornare nella Caia. Ecco, con la restituzione. Questi, guardate che i romani erano talmente immersi nella pietas e nella superstizione, per cui avevano gli aruspici, che erano coloro che gli auguri, quelli che prevedevano il buon andamento del futuro, da augeo, che vuol dire aumentare, per cui quando noi facciamo gli auguri, dite degli auguri, vogliamo dire che ti vada sempre meglio, che tu aumenti la tua buona fortuna fino ad arrivare a Augusto, che è l'augure per tutti. C'erano gli auspici, aves spicere, guardare gli uccelli che volano, e poi vadevano gli extra, cioè le viscere che uscivano dalle vittime, a seconda se erano regolari o non regolari. Quindi il ponte, dopo il tempio, era il luogo più sacro e più, come si può dire, catalizzatore di tutti questi eventi rituali, cioè la ripetizione di certi comportamenti. Queste cose Palladio le sa tutte e lo vediamo qui. Questo fu il scusate perché qua, eccolo, andiamo. No, eccolo, perché qua basta toccare. Questo fu quel ponte che, con tanto beneficio della sua patria e gloria di se stesso, fu difeso da Orazio Cocle. Cosa dice, racconta il Livio nel secondo libro, nella seconda decade, 10° libro? Qui vi faccio vedere tutti le cinquecentine che abbiamo nominato di Tito Livio ab urbe condita, e dite quasi tutte da Aldo Manuzio. Questa splendida del 1493, che dovremmo avere anche nella nostra biblioteca, questa una annotata, e poi una delle prime edizioni del 1566, cioè fresca alla vigilia della stesura dei 4 libri che esce nel 1570 e della realizzazione del ponte di Bassano, in cui senz'altro, finché faceva il ponte, tutti dovevano pensare a Orazio Cocle. E per questo che era colui che il ponte lo ha difeso. Ma siccome gli Etruschi stavano per passare, lui cosa ha fatto? Disse che il ponte andava interruptus, cioè segato, smontato, perché Palladio lo dice chiaramente, era fatto in modo da essere smontato e non aveva né ferro né chiodi, anche perché il ferro e i chiodi negli edifici sacri, come il cuoio, che è di bestie ammazzate, era vietato. Solo cose vegetali, perché bravo si imponevano dei tabù di cui è rimasto qualcosa che assomiglia, con quell'eredità diretta che hanno col mondo antico pompeiano, a Napoli. Queste robe le trovate là ancora, che sopravvivono in qualche maniera. Ed ecco, adesso aspetta qua, che questo successo di Orazio Coclide si trova per esempio nel 400, e Palladio li vedeva in giro per le case, nei fronti di Cassone. Cassoni nuziali, il corredo dell'uomo, il corredo della donna aveva, non so, Lucrezia che si difende dallo stupro. Invece qui è lui, Orazio Cocle, come la difesa della famiglia. Lo vedete in 2 cassoni di una diversa, Apollonio di Giovanni e Pesellino. Vedete qua stanno rompendo il ponte, qui addirittura cadono anche i mattoni e un altro qui, però è di pietra e non dovrebbe essere di pietra, perché il ponte siamo sicuri che era di legno. Vedete, in questo caso ce n'è un altro cassone, un particolare, in cui col piccone sta rompendo, perché proprio Orazio Cocle è l'immagine più significativa. Tutti gli incisori cercano di inciderli, vedete da Marcantonio Raimondi, Horatius, che fa il ponte di legno, è il più bravo di tutti, il mio preferito, Georg Penz. Abbiamo la fortuna di averla qua, questa stampa piccoletta, ma vedete che c'è Orazio Cocle che difende, mentre il ponte serpentinato, molto bello, lo stanno proprio levando le travi
e buttandolo in mare e demolirlo in modo che gli altri poi alla fine, questa è Diana Mantuana, che da Giulio Romano copia, dice Livio, finita questa azione lasciò 2 persone e Orazio Cocle si buttò nel Tevere, si salvò e gli fu dedicato un tempio per il suo eroismo. Quindi vediamo per esempio il bergamasco che lo disegna, vediamo nella Sala Capitolina questo di Laureti, appartamento dei conservatori, vedete come stanno cascando tutti gli etruschi buttati giù, e qua c'è il ponte, vedete li hanno già levato le assi, c'è addirittura nella Loggia Bernarda, finché Palladio lavora qua a Bassano a fare il ponte, Gianantonio Fasolo nella Loggia Bernarda, che sta per essere costruita nel 71, nel 72 è già una tela sempre con Orazio Coclite. Quando Palladio viaggiava per le varie case nobiliari trovava queste splendide maioliche, cui uno dei temi ricorrenti sono, come questo Guido Durantino, il più colto di tutti, vedete che lo fa di legno e lo fa interruptus, cioè tagliato. Invece questo no, alla mania del classico, probabilmente sforza di Giovanni, lo fa di pietra, un altro di pietra, però scrivono dentro Orazio solo contra Porsedda, perché la gente era anche ignorante, e allora la grandezza di questi piatti popolari è di avere la didascalia dietro, che per noi coreografi, voi capite benissimo, è una manna. Lo stesso questo del Louvre, che è un pezzo in cui chiaramente il ponte è di legno. Ma quello che è incredibile è che persino le lettere capitali parlanti, che sono quelle che avete già visto e ne troveremo a ogni pagina, cioè quelle vignette lì, possono avere o per Orazio, lo vedete? E guardate che sapete, sono, eccole qua, sono piccolissime, sono queste, o di Orazio oppure H di Horatius, perché sono le iniziali parlanti. E sull'effetto Palladio tutti hanno cominciato a esercitarsi. Allora vedete qui un bel disegno di Ercole, immaginiamocelo, che sta per passare il Tevere, le ninfe che gli dicono no, no, per carità, è tabù, perché il sacro può essere una divisione, lui va tranquillo con la sua Leontè, oppure il Merian, già dopo Palladio, che però dà questa efficacissima versione. Per cui avete capito quanto sacro poteva essere il Ponte Sublicio. E il secondo capitolo, sesto sarebbe, perché ci sono prima le strade, del libro terzo, è dedicato al clou di Palladio, il quale dice ma che lui è rimasto affascinato, lo vedremo dopo, dal ponte e come di Cesare sul Reno e da come l'ha costruito. Però fa un ragionamento che dimostra come lui sia genio in tutto. Ma come questo ponte, guardate qua il giallo, fosse ordinato, benché egli, cioè Cesare, lo descriva, non di meno per non sapersi la forza di alcune parole, cioè le parole cosa voleva dire, usate da lui nel descriverlo, è stato variamente posto in disegno secondo le diverse invenzioni. Fra Giocondo lo costruisce così, un po' elaborando quel che aveva fatto Leon Battista Alberti, che poi viene tradotto da Cosimo Bartoli nel 1550, ma per esempio tutti sono naufragati su un termine. Che cos'erano le fibule? Cosa servivano? E vedete che Palladio onestamente dice: lascio a voi futuri studiosi di architettura di vedere, e riporta in questo capitolo, Ponte ordinato da Cesare, riporta il passo intero del Debello Gallico. Allora, nessuno, credo ormai, non aveva credo nessuno alcun dubbio dei presenti, ma nessuno dubiterà che Palladio sapesse il latino, lo sapeva scrivere, lo sapeva leggere, lo sapeva. Come, d'altra parte, se studiava quell'architettura, doveva anche conoscere la lingua di quel popolo. E vedete, dice, questo è il passo, leggetevelo. Palladio quindi legge i commentari di Cesare, che erano questi. Pensate che solo nel 400 ci sono 224 manoscritti dei commentari, dove c'è il De Bello Gallico, qua li avevo anche elencati, il De Bello Bellum Civile, il De Bello Civile, come dicevamo a scuola, e poi il Bellum Hispanicum,
e poi per esempio il Bellum Alexandrinum, che non è di Cesare. Qui avete le varie edizioni e versioni e vediamo cosa dice Palladio. Palladio ha un colpo di genio, perché il problema delle fibule lo risolve. Leggiamo, eccolo qua. Queste 2 travi, che adesso vediamo qua in questo passo, eccole là, qua ci son le fibule. Queste 2 travi, tramessevi altre travi grosse ai 2 piedi, erano nelle estremità loro trattenute dall'una e dall'altra parte da 2 fibule legate al contrario, cioè una contro l'altra, che quanto maggiore fosse stata la forza dell'acqua, tanto più strettamente legate insieme si tenessero. Cioè se l'acqua spingeva, facevano momento e forza e si agganciavano invece che sfasciarsi. I tecnici tutti dicono che veramente Palladio ha risolto il problema che nessuno era riuscito a risolvere. Perché, mi son dimenticato di dirlo, ma l'avrete capito, il libro di Vitruvio è giunto a noi come testo, ma non ci son le tavole. Quindi bisogna pensare, perché è logico che da quell'antichità, non c'era la stampa, i manoscritti insomma si sono accontentati, per cui è un rebus. Tantissime volte non si capisce a che cosa si voglia riferire. Fatto tesoro di questo, quanto nella mia gioventù, quando prima lessi detti commentari, cosa vuol dire? Che lui fin da ragazzo aveva letto i commentari in latino, in quella edizione del 1538 che abbiamo appena visto, quando lui aveva appena 20 anni. Quindi per dire, io ho cominciato a studiare molto presto sui libri prima ancora che sui monumenti, perché è lì che ho tratto la mia fonte. Per cui ha detto sono stato in grado di fabbricare dei ponti in legno nella mia gioventù quando era a Vicenza, quindi intorno al 40. Siamo sicuri che a Porta Santa Croce sul Bacchiglione, sopra il Bacchiglione, fuori di Vicenza, queste sono le mura di Vicenza, vedete, qui proprio nel limite della pianta angelica che è del 1580, possiamo vedere che aveva fatto un ponte pressappoco come questo. E giungiamo a un fatto fondamentale nella carriera di Palladio. Palladio era amico di questo grande signore di Vicenza, il quale aveva un feudo enorme qui vicino a Bassano, proprio in capo al ponte. Era Giacomo Ungarano, al quale dedica il primo dei 4 libri, ma in realtà glieli dedica tutti, perché, mette come antiporta e dice: «Al molto magnifico mio signor, osservandissimo il signor conte Giacomo Angarano», e poi dice: «I meriti amplissimi». Insomma è tutta una tiritera di captatio benevolenze che ben conosciamo. D'altra parte, questo è il palazzo a Vicenza di Giacomo Angarano al Ponte degli Angeli, e lui abitava in contrada Santa Lucia, cioè andate avanti di qua 3 case e abitava a Palladio. Tutte le mattine che andavano a prendere il pane, i loro si trovavano e potevano chiacchierare sul Ponte degli Angeli. E poi la tenuta di Bassano, per il quale Palladio ha pensato una grande villa. Sapete che quasi sicuramente le barchesse della Villa Bianchi Michele, non il corpo padronale, erano di Palladio, ma soprattutto quello di cui lui è orgogliosissimo, che fondando la sua esperienza sul sui ponti che aveva studiato nei commentari e nelle sue esperienze, progetta questo miracolo che è il ponte del Cismon, quale dice: «Guardate che tutte le volte che doveste fare un ponte di legno, prendete come esempio quello che io ho fatto per Giacomo Angarano, che ha risolto parecchio il problema, è durato vari anni, non durerà sempre, ma si può sempre rifare». È un modello, sapete, proprio come fosse, non so, le istruzioni per il Lego o per il Meccano, che potete rifarlo. Questo Giacomo Angarano, così legato a Bassano, che per esempio io ringrazio la nostra efficientissima dottoressa Guidi, perché ho detto: «Guarda che ci dovrebbe essere uno stemma», perché gli Angarano erano di 2 rami, uno si chiamava del Sole, uno si chiamava delle Stelle, uniti insieme quando fate la caccia al tesoro, quando uscirete ci sono 2 stemmi, uno del Sole e uno delle Stelle, con scritto sotto qua Angarano, e cercateli qui nel nostro chiostro per dimostrare com'è. E anche andate nella mostra
a vederlo, questo ponte sul Cismon, che è così interessante per una serie di ragioni. Poi ci sono altri ponti, come quelli che si restringono nel mezzo. E allora vedete, qui dice che a un certo momento, lui non nomina mai le persone, ma dice che ha avuto questo messer Alessandro Piccheroni, mirandolese, che ne ha veduto di questo tipo in Germania. Cioè lui si rende conto che gli antesignani dei ponti di legno sono in Germania. Ma se ci pensate è logico? Perché il ponte di Cesare sulla Reno è a Basilea. Se quindi girate tutte le Alpi, un po' perché il legno è abbondante, un po' perché i torrenti sono quelli che del scioglimento delle neve, è logico che questo primato del ponte di legno lo detiene il mondo del nord. E quindi dice ne ha visto uno in Germania. E qui vi mostro quello tra Neuchâtel e Appenzell, che vedete ha anche la mantellata, come è stata chiamata bene dalla Damiana Paternò, di legno per proteggerlo, e che al centro, vedete, forse anche di passaggio ha un restringimento, perché allora così la gente non faceva truppa e andava più piano. Forte di queste esperienze, finalmente il capitolo dei ponti di legno si chiude col ponte dei ponti, che è questo, che è il nostro ponte. Però, trovandosi in fondo al libro, Palladio ha l'umiliazione di dover dividere la descrizione del ponte di Bassano da una parte, sulla parte destra, e l'illustrazione dalla parte sinistra, che già il fatto di girar pagina ti urta i nervi, perché loro non avevano le fotocopie, ma era importantissimo averle vis-à-vis, e questo non accade. Già questo è un momento di grande crisi. E leggiamo però cosa. Eccolo qua, terzo del ponte di Bassano. Vedete, il blu è la pagina a destra, il rosso è la pagina a sinistra. Sono di schiena, insomma, come le carte da gioco. E dice quello che è un capolavoro della letteratura trattattistica. Presso a Bassano, cioè vuol dire attaccato, terra posta alle radici delle Alpi, cioè guardate al mondo nordico della Germania, che abbiamo appena visto, che separa la Italia dalla Magna e usa e consacra per la prima volta in un trattato di architettura il nome dell'Italia, non dice Repubblica di Venezia. Però per salvarsi, dopo dice scorre sopra la Brenta, fiume velocissimo, e nessuno può contestare, che mette a capo in mare vicino a Venezia, cioè un torrente che si fa fiume con una vocazione di mare, ma con le nevi disciolte dalla Germania. Quindi deve essere le due cose: l'eredità del nord, che passa da Cesare, e la vocazione luminosa del sud, che è tipica di questa regione. La dominante Venezia quindi non poteva dire nulla, e per completare la scheda dà anche la larghezza del fiume Brenta, ed è questa: il fiume nel luogo dove è stato fatto il ponte è largo 180 piedi. Facciamone tesoro, perché tutti quelli che dovranno affrontare un problema sanno che quel fiume era molto largo, non larghissimo come dopo, verso 9, ma in quel punto si va allargando. Dopo di questo, e passiamo rapidamente, egli affronta quelli che gli piacciono di più, che sono i ponti in pietra. E difatti dice: io ne ho visti di bellissimi, celebri, romani, che quelli sì, si sono conservati, e dice: dei ponti che io abbia veduto, sicuramente il più bello è quello di Rimino, città della Flaminia, che c'è ancora, e lo vediamo, eccolo qua. Lo pubblica, lo analizza, ha la gioia, diciamo così, di poter osservare come è ben fabbricato, con 5 volti, non li chiama archi, li chiama volti, che però purtroppo nelle nicchie non hanno più niente, statue o altri arricchimenti, perché saranno andate perse, magari erano di bronzo e quindi sono state levate, no? E lui enfatizza questa grande scoperta di Roma. Se io dovessi scegliere una forma identificativa, un logo di Roma antica e della sua efficienza, sparito tutto,
tranne le sue architetture che sono fatte di archi. L'arco, il volto, è la grande invenzione di Roma, fatto di solida pietra e dinamica coesione. E lo stigma della tenacia solidale, la pietra, e di una società che si autosostiene tramite questa compattezza tenuta insieme dalla chiave di volta dell'URSS. Questo, eccolo qua, adesso lo vediamo, l'arco, e vediamo qua le nicchie che dovevano, e vediamo la frase, che dovevano ornare e rendere bello questa plurima, concorde azione di forze, per cui l'arco, come vedremo tra pochissimo, sta su, perché ci sono vari blocchi che spingono, cadrebbero, però dentro c'è la chiave che li tiene. Proprio quello è la fotografia dell'efficienza romana, che conquista l'intera Europa e l'Asia minore. Girata pagina, mentre qui il ponte di Rimini per la prima volta viene messo in verticale, per cui per vederlo devo girare il libro di 45 gradi, c'è un fatto che per noi è definitivo. Cioè lui parla e dice: il più bel ponte che sia mai stato fatto è stato fatto tardi dall'imperatore Traiano, che per vincere i barbari in Transilvania ha costruito, eccola qua la frase, ha costruito il ponte. Sopra c'è questa epigrafe. In realtà sappiamo che l'epigrafe è falsa. Dove l'abbia copiata non si sa, ma a noi ben poco interessa, e ho la bella traduzione che mi ha fatto Stefano Pagliantini, il nostro direttore della biblioteca, perché ho detto: guarda che quelle che ho trovato non mi convincono, e lui me l'ha tradotta così. Che cosa non riesce a domare la virtus romana grazie alla provvidenza di Augusto, in questo caso è colui, Augusto, vero pontefice, è riuscito addirittura a mettere il gioco e a domare persino l'impetuoso Danubio. Quindi abbiamo insieme le due parole che mi hanno fatto da motivo conduttore: virtus e pontifex. Perché i pontefici, gli imperatori erano diventati i pontefici per eccellenza, era sparito il rex, era sparito il flamen, era rimasto il pontifex, cioè il funzionario emblematico di ciò che era la potenza di Roma, che sarà la sua rovina: fabbricare strade e costruire e gettare ponti per conquistare il mondo. Quelle, come sempre in una casa, più finestre apro, più luce ho, ma più facile è che mi entrino i ladri. E difatti sono arrivati i barbari. Quindi vittima della sua efficienza è stato. Vediamo come è immaginabile fosse il ponte di Traiano sul Danubio. Lo vedete qua, addirittura c'era stata una mostra 3 anni fa a Aquileia stupenda sulla famosa pietra di Traiano. Vedete, hanno addirittura fatto una diga, han dovuto alzare la pietra con la scritta che inneggia, era un ponte misto di pietra e sopra di queste legni, lo vedete qua, ed è rappresentato nella colonna traiana al foro, che voi tutti conoscete. Eccola qua, ecco un tratto, il ponte è proprio rappresentato benissimo, con l'arco di ingresso, perché essendo un fatto, come vi ho detto, di una sfida alla natura superata, deve avere tutta la augustalità trionfante della virtus dei romani, cioè del loro coraggio e della loro potenza civile e militare insieme. E che cosa sta avvenendo ai piedi del ponte? Traiano fa il pontifex e sta sacrificando agli dei, per buon augurio, dopo che i Vati e gli Auruspici hanno veduto il volo degli uccelli. E così giungiamo a un fatto che Palladio dice: guardate che ponti ne abbiamo anche noi, a Vicenza ci sono 2 fiumicelli, uno si chiama Bacchiglione e uno si chiama Retrone, il ponte degli Angeli c'è questo ponte di 3 archi, sul Retrone quell'altro sono molto rovinati, ma io li ho misurati e ve li mostro. Finché, a sorpresa, siamo giunti proprio al nodo, sono andato un po' lungo ma faccio presto, al nodo dell'intera conferenza. Perché alla fine
del capitolo infila dentro questo che lui chiama un ponte di mia invenzione. E qui il capolavoro del detto e del non detto, di quello che devi immaginarti ma che lui non può dire, diventa veramente come si può dire, proprio una maestria di Palladio, il quale riesce appunto a muoversi su queste linee. E vedete qua, questo ponte di mia invenzione, dice, l'ho fatto perché ricercato da alcuni gentiluomini del parer mio, circa un ponte che essi disegnavano di far di pietra, era loro che volevano farlo di pietra, feci la sottoposta invenzione, non è niente vero che è sottoposta, perché non è sotto ma è di lato, messa in verticale come quello di Rimini, per dargli la massima enfasi. E qui, a sorpresa, perché siccome questo ponte non l'ha fatto, dice: "Guardate che il fiume in quel punto è largo 180 piedi". Non l'abbiamo già sentito questo 180 piedi? È la password, il codice segreto per dire, anche se lui non nomina e non dice che è Bassano perché gli secca di essere stato, mi vengono a invitare a cena e dopo mi lasciano senza mangiare, che si vergognino, questi gentiluomini di terraferma, che non si sa chi sono, perché prima mi invitano e dopo non me lo fanno fare. E io avevo voglia di far 180 piedi, vuol dire, leggete cripticamente, che quel posto non poteva essere che il Brenta, perché nella nostra zona un punto largo 180 piedi che vedete non si trova da nessuna parte. Poi dice: "Questo ponte è bellissimo perché ha", ecco là, largo 180 piedi, ha degli archi magnifici, quindi è l'esaltazione dell'eredità romana, perché in questo caso è molto bello, Palladio non parla latino, fa di più, pensa in latino, cioè pensa secondo l'architettura antica, quindi fa degli archi e dopo dice: "Sapete, il ponte di Rimini non l'è più, ma quel ponte io avevo previsto di fare delle statue che l'avrebbero reso molto bello, s'avrebbe questo ponte potuto ornare con nicchie al dritto dei pilastri e con statue che si sarebbero state bene, e in particolare sono statue di fiumi, perché era abitudine, adesso lo vediamo, vediamolo qua, l'ingrandimento, vedete, è come si facevano i fiumi, dei vecchi recumbenti, cioè sdraiati, con un otre di acqua, e avevano la mania di questi, e lo vedete che nel modello che andate a vedere, se osservate, lì quella volta col professor Magagnato abbiamo trovato degli artigiani dentro il Castelvecchio e abbiam fatto questi fiumetti che abbiamo messo lì, ed è stato molto divertente. Palladio ha la mania degli archi, l'arco è proprio il senso dell'efficienza, al punto che negli acquedotti è l'ingresso trionfale dell'acqua nella città, né invece decontestualizzato è il sigillo della vittoria romana. I trionfi passavano sotto l'arco, qua, qui c'erano talvolta gli Hospitalia e l'emblema che riprenderò nel proscenio del Teatro Olimpico. In più in questi trionfi mettevano dei pupazzi oppure dei figuranti vivi in cui rappresentavano sempre i fiumi e le province erano le donne che allattavano i loro figli, i loro sudditi, e i fiumi perché allora così il popolo romano, coi banditori che gridavano, dicevano per esempio: "Scipione trionfatore dell'Iberia ha distrutto i Celtiberi", cioè i Galli dell'Iberia, e è passato attraverso il Tago, attraverso l'Ebro, eccetera, e quindi loro con questi immagini, i fiumi che erano questi vecchi figurati, e questa cosa piaceva tantissimo. Piacque talmente per tutto il Cinquecento che hanno ripreso il fiume più celebre che ci sia a Roma in Campidoglio, che è il Marforio, che viene chiamato dal popolo il Marforio, e vedete che nei vari affreschi qui c'è un vecchio con il fiume, qui 2 vecchi, questa è la statua di Pompeo Magno con il fiume, qui siamo a Caldogno, qua, e qua siamo a Lonedo, appena si può si caccia dentro una figura di fiume e doveva essere nel ponte di Bassano. Ve li immaginate? A Bassano che non ci son statue, che non ci sono nobili,
che non ci sono potenze comitali, che è un mondo fatto di mercanti che più toppe hanno addosso nel vestito, più si sentono importanti avere le statue dei fiumi dove sarebbero andati a nidificare gli uccelli, e veramente sarebbe stata la scimmia con la gonna. E Palladio lo capisce. Oltretutto perché qui ha contatto col genio del luogo, il quale quell'idea di classicismo l'ha sempre combattuta, perseguita e addirittura svillaneggiata. Allora, un test di cultura antitetica al tentativo di vicentinizzazione della città, perché lì c'è poco da fare. Che lo voleva era Giacomo Angarano, che stava al di là del ponte e che lui era l'esponente dell'aristocrazia fondata sulla terra, che è un bene immutabile che viene trasmesso per dinastia, di contro invece alla dinamica del mondo commerciale bassanese, molto più simile a quello veneziano, in cui il valore della persona è dato dal saper scambiare le merci, che siano esse agricole o che scendono dalla fluidità del fluente Brenta. Non è una società immobile che ama le statue, che sono simulacri imbalsamati, sempre uguali a se stessi e che in giro per Bassano all'epoca non avreste mai trovato, ma è casomai una dimensione diversa in cui è la natura, mutevole e provvisoria negli imprevedibili eventi, di contro all'insolenza arrogante della storia degli aristocratici vicentini che amano appunto i simulacri, idoli fissi, immobili e immutabili. Eccolo qui, un grandissimo capolavoro che finalmente, giunto ormai alla vecchiaia, ho capito fino in fondo. Sopra il coacervo di un'umanità che non sta mai in pace e che continua ad ammazzarsi, viene a trionfare una santa. E questa santa ha la testa che si staglia contro una chiesa di forma cristiana cattolica, di contro il tempio pagano di Alessandria con le sue statue, che viene obliterato da qualcosa di impalpabile e trascendente come una nuvola guidata da un invisibile angelo. Questa è la contestazione di Jacopo a quel mondo, come l'aveva fatta nelle sue pastorali. Altro che i signori di Maser. Immaginereste una pastorale nelle sale di Maser dove si sente puzza di stalla, che è la grandezza immensa del grande Jacopo, che vedete dove ci sono queste colonne che non si sa mai se sono cadute, se non sono riusciti a finirle, ci sono questi ruderi. Altro, guardate qua, come sono tutte sbrecciate. Lui ha la capacità, somma, di dipingere rovine, già in partenza, aborti di insolenza di storia. Ecco, per esempio, vedete, questi sono i prodotti di Palladio intorno al 50 e poco prima Jacopo ha fatto queste colonne sbrecciate dove i poveri si mescolano ai potenti e non solo le dimore patrizie di Vicenza. E d'altra parte, e qui faccio una provocazione, questo mondo fatto, come avevo scritto prima, di torniamo indietro un attimo, fatto di paglie e di legno, non di muri e di pietre, fatto di capanne che fagocitano delle colonne interrotte, è la vera dimensione di Bassano. Quindi sono le sue chioare, la sua attività fabbrile, il riscatto del lavoro come resurrezione dalla fatica e dal disastro dell'umanità, non la protervia guerriera che avevano alle spalle i vicentini. D'altra parte in questo punto, ve lo immaginereste voi l'oltraggio di un ponte di pietra? Che tra l'altro una volta che l'hanno fatto nel 25-26 era anche caduto e avevano ancora tutti quanti i sassi e i macigni per il Brenta, e i nudi del mondo vicentino e delle sue statue sono nudi eroici, i nudi di Bassano sono al massimo quelli del Cristo che sono nudi di espiazione. Proprio 2 mondi che sono all'opposto. E Palladio, forse vedendo Jacopo e sentendo Jacopo Bassano, lo capisce. Il ponte che trova è questo, ricostruito nel 1531 dopo la distruzione del ponte Lapuideo precedente del 1525.
qua basta toccare, è una cosa proprio terribile. Ecco, il Brenta che su questo manufatto spontaneo, che odora di legno, che sembra un fungo nato nel sottobosco della natura, quando il fiume cessa di essere torrente e riceve la consacrazione di diventare invece un fiume di pianura, un fiume quasi navigabile per portarti al mare. E l'Oge Trevisan lo aveva ben protetto, capendo che erano le Menade, per cui anche il ponte era vittima della sua stessa vita, perché erano questi legni che venivano giù, che sbattevano contro, e a un certo momento era andato in sconquasso. E Palladio cosa fa? Purtroppo cede. Cede però con un'intelligenza stupenda. Cessa di essere architetto e ridiventa artigiano, come lo era una volta. E in questo momento diventa il vero pontifex del ponte di legno di Bassano. Si ricorda del ponte Sublicio, che poteva essere smontato e rifatto, lo preleva dal passato, da un passato artigianale spontaneo, e non parlando più in latinorum, ma parlando in dialetto, nel vernacolo. Il vernacolo era il linguaggio familiare del Verna, che era il figlioletto degli schiavi, che era un po' come il linguaggio Petel di Zanzotto, per cui Bambinelli tutto è diminutivo, crea questo ponte. Rileggiamo su 2 pagine diverse cosa succede. Lui dice intanto che il fiume è largo 180 piedi, cioè, come dire, guardate che quello di prima era nello stesso posto. Poi dice: "Ho riletto Tito Livio che nella prima Deca", e qui ci mette un po' di veleno, dice che il Brenta si chiamava Medoaco, perché Cleonimo Spartano vi era arrivato prima della guerra di Troia. Cari bassanetti, avete un fiume aristocratico di quel po'? Altro che qui 2 rigagnoli e rigagnoletti della mia città, poco più delle scoladizze che sono Roma, il Retrone e il Bacchiglione. Voi vi meritereste un ponte in pietra? Ma tanto è. Lui che ha questo senso poi rabdomantico di capire il sottosuolo, cede e quindi scrive una parola stupenda. Leggendo Livio, che vedete c'era un'edizione proprio recentissima del 1556, prima dice: "Siete nobilissimi nel fiume più nobile del Veneto", e poi dice: "Qui arrivato qua, io ho ordinato il ponte in legname". Non dice: "L'ho inventato", gli ho dato ordine. Cioè, dal vostro dialetto spontaneo di quella struttura in legno, gli ho dato una regolata per cui, insomma, dovete parlare in cicara. Cioè, così si fa quando si costruisce. E fa la stessa operazione. Tanto dice legname, non dice in legno, in legname, che è già una parola molto pittoresca. Fa la stessa operazione che aveva fatto il suo maestro e mecenate Gian Giorgio Trissimo, quando aveva scritto a Clemente VII dicendo: "Guardi santità, che io devo mettere a posto la lingua veneta, perché ne dicono di tutti i colori, e questa è la grammatica, l'ortografia che si deve usare". Trissino conosce Palladio, e come acquistano le regole di Raffaello dell'architettura e Palladio studia sempre più, Trissino è fondamentale per la lingua veneta e italiana, perché introduce la struttura, rivaluta la consonante di fronte a quella sbracatura delle vocali che era la lingua veneta. Quella lingua veneta che, per citare ancora Zanzotto, ha detto: "Se andiamo avanti così, con questo colore e questa vocalizzazione, tra un paio di generazioni la lingua veneta riusciranno a parlarla soltanto gli uccelli". Cioè un gorgheggio continuo. Questa ristrutturazione, grammaticalizzazione, avviene proprio sull'onda di quanto aveva fatto Trissino. Figuratevi che non gli bastava, si diceva che discendeva dal vello d'oro, cioè da Giasone, immaginatevi che balla solenne. Comunque nella sua grammatica al Papa, per dimostrare, mette sia il Padre Nostro che l'Ave Maria, non scritto più Padre nostro che sei in cieli avanti, ma Pater Noster, Padre nostro,
che quando lo recitavano in latino dicevano et nunc et in hora mortis nostre ame, e dicevano in catinora. Se voi andate a Vicenza, quando uno sviene, te dice, io una volta sono svenuto e mi aveva chiesto, Madonna se andai in catinora. Io ho detto cosa succede? Voleva dire nunc et in hora. Ecco, anche Trissino fa questa opera di civilizzazione e di classicizzazione che aveva entusiasmato Palladio, al punto che, e dobbiamo ringraziare la nostra Damiana Paternò, lui dice che sotto il ponte, cioè sotto anche la mantellata, sotto ci sono le travi così ordinate che danno la forma, e questa volta usa finalmente la parola arco, di un arco, perché l'arco è proprio quello che ti fa transitare, che ti sostiene. Vedete, la lettera E dice ho fatto degli archi. E infine chiude il capitolo con la frase più bella, e qui chiudo anch'io perché ho approfittato troppo della vostra pazienza. Chiude con questa frase: nell'una e nell'altra sponda del ponte sono ordinate le colonne che sostengono la copertura, e servono per la loggia e fanno tutta l'opera comodissima e bella. Cosa vuol dire? Che abbandonata l'idea di un ponte in pietra imbalsamato nella storia e favorevole ad un manufatto organico della vita e della natura, Palladio media fa di lui stesso un traghettatore, non soltanto fisico tra le due sponde, un pontifex che riprende la tradizione locale e la trasforma a una dimensione di vero monumento dei bassanesi. Il monumento dei bassanesi è quello in legno, non quello in pietra, perché quella fotografa veramente la loro natura contesta e dinamica. E d'altra parte dice ha una caratteristica che un ponte in pietra, dove si prendono le sventolate, non si sarebbe mai potuto fare. Ha questa coperta che lo rende bellissimo, perché quando si va sacralizzati da questo andare con una qualcosa che sta sopra la testa, voi sapete che avere qualcosa in testa aumenta e cambia completamente la percezione degli altri del tuo status. Per cui quando io attraverso il ponte di Bassano, che è fatto in modo che si va e si torna, anzi si torna perché si è andati, io non sono uscito nel vuoto, sono passato come in un corridoio interno di una stanza, da un ambiente di città a un altro ambiente di città, e sicuramente attraversato il ponte di Bassano non si è più gli stessi di prima, perché Palladio oltretutto questo lo capisce perché è un maestro della prossemica, cioè la manipolazione dei visitatori tramite architettura. Questo è grandissimo nella rotonda, cioè questa capacità di trasformare attraverso anche l'arco consonante il comportamento delle persone. Quindi la coperta che fa lo stigma inconfondibile del ponte di Bassano è per lo stesso Palladio una caratteristica assolutamente da valorizzare in quanto identitaria. Ordina, perché c'era un po' di confusione, facevano questi operai, addirittura pare che si sia portato alcuni operai dell'Arsenale per insegnare a quelli di Bassano come si tagliano, si squadrano, eccetera, come avrebbe fatto poi il Ferracina. Ordina lo spazio coperto, lo conferma come tale, ma anche come strumento di omologazione del paesaggio in cui si entra trionfalmente, ingrediendo in un panorama. Il paesaggio che io vedo e che entra e esce dal ponte di Bassano è letteralmente un panorama. Vedo tutto il meglio di questa natura. Una coperta che, lungi dall'essere uno strumento di sottomissione, è invece uno strumento liberatorio di protezione, di elevamento a potenza di carattere augustale, di buon augurio, ti mette allegria, di buon augurio, dopodiché
Noi possiamo dire che Palladio è stato veramente un nuovo pontefice, qui lo vedete Augusto, col capo coperto, anche lui, che è riuscito a prelevare un passato ormai remoto, fatto di ammirazione e di rifacimento, per consegnarlo a un futuro di una fama imperitura e secolare. Grazie. Mille grazie a Fernando Rigon, che devo dire dal momento in cui io gli ho chiesto di preparare questa conferenza di conclusione del ciclo, ha lavorato indefessamente, instancabilmente, poteva forse raccontarci cose che già sapeva, invece si è messo a ricostruire un percorso accuratissimo, quindi lo ringrazio per la ricchezza e l'erudizione di questo densissimo contributo di cui ci ha messo a parte, denso ma nello stesso tempo con questa sua capacità di renderlo comunque facilmente acquisibile e anche in un modo assai piacevole. Credo di poter parlare a nome di tutti voi. Una riflessione, io rimango ovviamente colpita, e grazie alla spiegazione appunto di Fernando Rigon, di quanto sia stata profonda l'intelligenza di Palladio, che ovviamente per appropriarsi di un passato, come i grandi uomini appunto del Rinascimento, ha studiato fino in fondo, anche attraverso la lingua, la cultura, per poter entrare in profondità all'interno di quella che era l'essenza più vera concettualmente dell'architettura romana, che è forse forse l'apporto più grande che la civiltà romana ha lasciato, perché come appunto abbiamo visto ha permesso di conquistare, ma nello stesso tempo di unire l'intera Europa e arrivare fino all'Asia. Si può forse dire che lui, attraverso questa comprensione della grammatica dell'ingegneria e dell'architettura romana, sia riuscito a coglierne il senso più autentico e, in quanto uomo del proprio tempo, a tradurla e a renderla attuale in quello che è appunto il finire del Cinquecento. E questa intelligenza è stata la stessa con cui lui ha, dicevamo prima, ceduto alle richieste dei bassanesi, ma in fondo il cedere cos'è se non un atto di estrema intelligenza, cioè ovvero aver compreso le necessità e che sono le necessità di un popolo, ma anche le necessità di un luogo particolarissimo. Il miglior modo di vincere tante volte è quello di accettare di perdere, e in questo è emblema la crocifissione di Angarano di Jacopo Bassano. Io sono convinto che proprio di nascosto non abbiamo le prove, ma l'opera di persuasione di vedere un mondo diverso gliel'abbia instillato il grandissimo Jacopo, di cui non si capiva questa voce fuori dal coro, che però tuttavia era quella che apriva proprio il concetto del lavoro come riscatto e come redenzione, che poi era un concetto protestante. Ecco, c'era questo, il mondo, ti ringrazio e mi complimento che hai capito proprio questo, tuttavia solo il nome di Palladio poteva veramente proiettarlo nel futuro. Sarebbe stato un prodotto locale, è un prodotto universale.